La morte della giovane Vicentina trovata su una spiaggia in Marocco. La Farnesina segue ogni passo dell'indagine, prima ipotesi annegamento, ma non si escludono altre piste. Polemica sui pedaggi autostradali, l'ex ministro pentastellato Toninelli attacca, aumenti solo nelle regioni a guida leghista come il Veneto, la replica li ha autorizzati lui da ministro. Ubriaco alla guida di un tir è entrato in centro storico a Portoguaro provocando danni per migliaia di euro ai storici palazzi, fermato dai carabinieri un 45enne polacco. Drammatico schianto tra due auto stamane a Quinto di Treviso, 4 feriti, 3 di questi in gravi condizioni, ricoverati in ospedale. Bilancio 2019 con numeri impressionanti per la polizia stradale di Treviso, i due grandi nemici al volante sono stati smartphone e sostanze stupefacenti. Ieri sera la grande festa per i Panevin nella Marca trevigiana, ma anche grandi polemiche per il picco di smog, quasi 10 volte oltre il limite a Treviso. Buon governo e raccolta differenziata, c'è anche Ponte nelle Alpi in un docufilm prodotto dalla Associazione dei Comuni Virtuosi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. In questa giornata dell'Epifania, la cronaca in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli. La prima ipotesi è quella di un annegamento. Parliamo della giovane ragazza vicentina trovata morta in una spiaggia in Marocco, ma per ora non vengono escluse altre piste. Dunque è ancora un giallo la tragica scomparsa di questa ragazza. Si chiamava Eva Valerio, era nata a Thiene 30 anni fa, trasferendosi poi a Montecchio Precalcino. Appartiene a lei il corpo ritrovato sulla spiaggia di Butala, nel sud del Marocco. La giovane si trovava con un amico del posto in vacanza nella località turistica, noto polo di attrazione per gli appassionati di surf e kitesurf. Dal 3 gennaio però di lei non si aveva più traccia. Al camper che condivideva con il compagno non aveva più fatto ritorno. L'uomo ne aveva quindi denunciato la scomparsa, facendo partire immediatamente le indagini. Alla fine gli agenti della locale gendarmeria hanno ritrovato il cadavere lungo una spiaggia nella laguna di Dacla. Le cause della morte sarebbero riconducibili all'annegamento, ma per accertarlo le autorità inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo della donna, che è stato trasportato all'ospedale di Agadir. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle dinamiche della scomparsa dall'incidente all'omicidio. La procura di Dacla sta inoltre vagliando le dichiarazioni dell'amico marocchino della donna, che avrebbe anche collaborato attivamente alle ricerche. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torniamo fra pochissimo. C'è da registrare un'altra polemica sulla questione degli aumenti dei pedaggi autostradali. L'attacco stavolta viene dall'ex ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, ma c'è stata una perentoria e immediata reazione da parte della Regione. Le regioni dove sono aumentati i pedaggi sono solo queste due. Lombardia e Veneto, le regioni che sono storicamente amministrate dai bravissimi governatori e amministratori della Lega. La prima polemica del 2020 corre lungo l'autostrada e il pedale dell'acceleratore di una corsa già iniziata nei giorni scorsi dopo l'annuncio dell'aumento del pedaggio di CAV lo spinge il Movimento 5 Stelle, trasformandolo in agone politico a pochi mesi dalle regionali. Tuona Toninelli, il pentastellato che da ministro non presenziò all'avvio del primo tratto di Pedemontana, sgarbo istituzionale che la giunta leghista ricorda ancora, come dire, mai corso buon sangue. E non è bastato che in questi giorni il governatore Zaia abbia annunciato il progetto di trasformazione di CAV in CAV 2.0 che consentirebbe l'abolizione del pedaggio della Padova-Venezia, tratta nel mirino delle polemiche. L'attacco di Toninelli è chiaro. Nelle autostrade leghiste gli aumenti ci sono perché sono talmente in perdita e mal gestite e mal programmate che non c'è alternativa. Sono talmente progettate male, costruite male come modelli che portano gli aumenti e senza questi aumenti vanno veramente gambe per aria perché le hanno strutturate appunto con modelli finanziari di base che sono totalmente fallimentari. Flussi di traffico previsti ovviamente sbagliati, molti di meno, sono veramente autostrade poco utilizzate e
Con questi aumenti lo saranno ancora di meno. Ma da Palazzo Balbi la risposta è altrettanto cristallina e arriva per voce dell'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti. Forse l'ex ministro Toninelli dimentica di aver firmato lui, nelle vesti di membro del governo Conte 1 a fine 2018, il decreto di aumento delle tariffe dei pedaggi di CAV. Inoltre, continua, pare aver dimenticato che CAV è una società concessionaria pubblica, dove il 50% è in mano ad ANAS, che esprime anche l'amministratore delegato. E sulla gestione puntualizza: CAV è l'unica società concessionaria a gestione pubblica con bilanci sanissimi. Se il modello è sbagliato, perché allora firmare un anno fa il decreto con l'aumento dei pedaggi? O forse, conclude De Berti, Toninelli non si è reso conto di ciò che firmava? La polemica è evidentemente destinata a continuare. Adesso torniamo alla cronaca e torniamo a parlare di strade, di sicurezza stradale, a partire però da un episodio davvero incredibile accaduto a Portogruaro, e ce lo racconta al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Portogruaro. Ci sono stati momenti di panico poco prima dell'alba, quando un ubriaco polacco di 45 anni alla guida di un tir è riuscito ad entrare in centro storico, in via Mazzini, provocando danni per migliaia di euro. Erano circa le 4 e visto l'orario per strada non c'era nessuno, quindi nessuno è rimasto ferito. La via in cui si è insinuato viene definita la stretta proprio per la sua conformità, infatti sembra quasi una calle che unisce via Martiri alla parallela via Garibaldi, che è nel cuore della città. Il 45enne, giunto alla rotonda che porta alla stazione di autobus e treni, ha continuato il suo viaggio ignorando un primo divieto d'accesso, e così anche gli altri. Ha svoltato proprio a sinistra su via Mazzini, incurante del divieto di transito per tutti i veicoli, e così si è fatto largo abbattendo tutto ciò che si trovava davanti. Stiamo parlando delle insegne di una tabaccheria, dei canali di gronda che portano ai pozzetti, ha danneggiato anche i terrazzi degli edifici storici, ha sradicato vasi, fioriere, tende dei negozi che si affacciano proprio su questa via, e non si è fermato nemmeno quando gli specchietti della cabina di guida del suo mezzo si sono staccati, mentre un terzo sul davanti è finito proprio per frantumare il cristallo anteriore. Solamente quando si è ritrovato poi a pochi passi da via Martiri, in prossimità dell'osteria ai ciclisti, si è arreso davanti a un portico alto 2 metri, non poteva certo andare altrove. A lanciare l'allarme impauriti sono stati i residenti, svegliati da questo trambusto, chiusi in casa impauriti, e hanno avvisato poi la gazzella della radiomobile, che è giunta sul posto. Ha preso il 45enne, l'ha portato in caserma, dove è stato sottoposto al test alcolimetrico, che è risultato ovviamente alterato. È stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, oltre poi a una sfilza, una serie di infrazioni che ha commesso naturalmente. Vi aggiorneremo poi, vi forniremo ulteriori dettagli nelle edizioni dei telegiornali di questa sera. Da Portogruaro è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Continuiamo però con la cronaca sulle strade, a partire dall'investimento di un 47enne questa mattina a San Vito di Cadore, un 47enne del posto che è stato investito stamane mentre attraversava sulle strisce pedonali. A causare l'incidente un 72enne di Cortina, che ai carabinieri avrebbe riferito di non aver visto la persona, probabilmente perché abbagliato dal sole. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza del SUEM e trasportato all'ospedale per trauma cranico e toracico. Sempre questa mattina uno schianto invece tra due auto poco prima delle 7 lungo la Noalese, siamo a Quinto di Treviso. 4 le persone coinvolte, tutte ricoverate all'ospedale Cafoncello di Treviso. 3 di loro sono in gravi condizioni, tra questi un 51enne romeno rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. Gravi anche le 2 donne che stavano viaggiando insieme a lui, una 64enne e una 31enne. Il quarto ferito, invece un 67enne, ha riportato fortunatamente solo lievi ferite. Dinamica ancora ovviamente al vaglio delle forze dell'ordine. I disagi alla circolazione sono stati lievi data la giornata festiva e quindi lo scarso traffico in zona, anche se le operazioni di messa in sicurezza della zona si sono protratte evidentemente a lungo. Un altro incidente invece, in questo caso più spettacolare che dalle conseguenze drammatiche, fortunatamente, è quello accaduto nella strada che da Auronzio di Cadore sale a Misurina ieri mattina all'altezza di Palus San Marco. L'auto, una Peugeot, si è sbandata e si è ribaltata. Feriti lievi 2 passeggeri, che sono 2 giovani padovani rispettivamente di 27 e di 28 anni. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri della stazione di Auronzo per accertare le cause della dinamica. Al momento non è risultata chiara la dinamica del ribaltamento, forse provocato da un mix di circostanze, dalla velocità al fondo stradale ghiacciato. Intanto il 2019 appena concluso si è concluso con numeri impressionanti negli interventi della polizia stradale, soprattutto nella Marca trevigiana, e ancora una volta i due grandi nemici al volante sono stati l'uso dei cellulari e purtroppo l'uso di sostanze stupefacenti. Più 71% di multe per uso del telefono alla guida, più 61% di conducenti al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono i numeri che per primi balzano agli occhi del consuntivo 2019 della Polizia Stradale di Treviso. Sono due temi che sono i principali temi che abbiamo affrontato in quest'anno, perché sono quelli che abbiamo constatato essere tra le principali cause di incidente. Parliamo soprattutto del telefonino, che oggi come oggi è ormai consolidato come motivo di aumento dell'incidentalità, anche mortale. 1064 le violazioni per uso del telefono, con un riflesso drammatico sulla mortalità in strada, visto che oltre la metà degli incidenti è causata dalla distrazione. Abbiamo sfiorato i 50 sinistri mortali, quindi insomma un numero nettamente superiore a quello dell'anno scorso. La droga, l'altro grande nemico, 50 violazioni accertate grazie alla collaborazione con il laboratorio di analisi di Mestre. Se abbiamo constatato, facendo dei controlli specifici, ancorché con una modalità nuova diciamo per questo tipo di servizi, che un conducente su 5 di quelli controllati si trova in stato di alterazione alla guida e 1 su 3 è comunque un assuntore di sostanze stupefacenti, vuol dire che abbiamo a che fare con un altro fenomeno assolutamente dilagante. In crescita del 41 e del 49% le multe per mancata assicurazione e mancata revisione, e poi il più 20% di quelle per guida senza cinture, dato che più di altri spinge a continuare il lavoro di sensibilizzazione. 16.000 l'anno scorso le persone tra adulti e ragazzi raggiunte da iniziative di educazione stradale. Tutto ciò che facciamo ci ritorna, ovviamente non subito magari, ma nell'arco del tempo, in termini di sicurezza stradale, quindi non possiamo assolutamente abbandonare questo tema, anzi aumentarlo ancora. Ed incidenti stradali e delle loro conseguenze sulle vittime e anche sui familiari parla il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Mestre, che lancia anche un nuovo appello soprattutto ai giovani. Le conseguenze di un momento di disattenzione poi viene pagata per tutta la vita. Noi lo ricordiamo, diciamo ragazzi, state attenti. È questo il messaggio che all'inizio dell'anno il primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale All'Angelo si sente di lanciare soprattutto ai più giovani, parole semplici ma che nascondono storie di ordinaria emergenza e di grande dolore per le vittime ma anche per i familiari. Un incidente può avere tante conseguenze, non sempre sono fatali ma spesso sono permanenti. Al di là della mortalità c'è la morbilità. Quindi sono pazienti che hanno poi un decorso post-operatorio, post-gestione rianimatoria, se sopravvivono, ahimè, dobbiamo considerare anche questo molto lungo. Intanto sulle strade continua a scorrere troppo sangue, mentre la Regione del Veneto ha avviato una campagna shock con le immagini di auto distrutte. I numeri validati per il veneziano parlano nel 2018 di 2.466 incidenti stradali, 47 morti e 3.474 feriti. Un bollettino di guerra con un trend di costante crescita che sembra confermato anche in provincia per il 2019. Per il primario, dietro a un intervento c'è un volto, spesso ragazzi che vengono accuditi e che poi entrano nella grande famiglia dell'ospedale, certo per nessuno niente come prima. È bello quando vengono a trovarci dopo un anno, ad esempio, con sedie a rotelle, ma vogliono venirci a salutare e ringraziare. A loro dico che abbiamo lottato per loro, insieme ai familiari, e che siamo felicissimi di vederli. Adesso parliamo dei panevin. Ieri, nella serata di ieri, soprattutto nella Marca trevigiana, si è rinnovata la tradizione e in molti casi i panevin verranno accesi oggi, sempre nella Marca trevigiana, e non solo, ma ieri sostanzialmente la maggior parte dei roghi, anche il più noto, quello di Arcade, però come sempre la festa tradizionale si accompagna alle polemiche per lo smog che sale alle stelle, mai come quest'anno con un picchi di smog davvero da record, soprattutto a Treviso.
La grande festa da una parte, quella delle famiglie, dei bambini, dei tanti che per settimane hanno lavorato per mantenere viva la tradizione. Dall'altra il picco di smog, l'aria irrespirabile, l'indignazione di chi si chiede se fosse davvero necessario, visto l'inquinamento già elevato degli ultimi giorni, dare il colpo di grazia alla qualità dell'aria con 200 falò sparsi in tutta la provincia, 10 solo a Treviso. I Panevin 2020 sono stati anche questo e sui social c'è chi invita a non uscire di casa in questa epifania. Valore record in città, 445 microgrammi di PM10 per metro cubo d'aria stanotte, sceso della metà alle 8 di stamattina, ma pur sempre 5 volte il limite consentito. Ad Arcade piazza come sempre gremita per il principale falò della Marca acceso dal presidente Zaia. C'è da dire che il popolo risponde bene a queste tradizioni. Come diciamo noi, piuttosto che si perda una tradizione, meglio che si bruci un paese. Vedo famiglie, vedo bambini, nonne, papà, mamme, nonni, insomma c'è di tutto in piazza e questo fa ben sperare, dopodiché noi siamo un popolo che ha coesione, che guarda al futuro con positività e questo penso che sia assolutamente foriero di bei risultati. Una tradizione non va toccata, va preservata, assolutamente. A Treviso il sindaco Conte ha iniziato il tour dei Panevin dal suo quartiere San Paolo con il falò organizzato dagli scout, anticipando il dibattito sullo smog di oggi. Come ogni anno ci saranno le polemiche sull'inquinamento, ma credo che non siano i Panevin il problema dell'inquinamento globale. Se invece dai Panevin cominciamo tutti quanti a comportarci un po' meglio tutti i giorni anziché questa sera, credo che possiamo migliorare davvero la situazione della nostra città. Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico, su Facebook pubblica un post muto allegando il grafico ARPAV che registra il picco di inquinamento, ma tra i Dem c'è anche chi assolve i Panevin. E io penso che oggi si possa chiudere un occhio, però qua bisogna trovare delle soluzioni perché sono 5 giorni che in questa città non si respira, per cui da un lato i falò vanno rispettati e io sono per quello, dall'altro bisogna trovare subito delle soluzioni. Comunque viva la Befana e viva i falò. Adesso un documento davvero eccezionale, siamo nel Vicentino, un branco di lupi ripreso a pochi metri dal rifugio Valmaron. La scena sembra presa da un documentario sul grande nord del continente americano, oppure dalle pendici di qualche catena montuosa dell'est europeo. Invece questa incredibile testimonianza che mostra un gruppo di lupi che camminano tranquillamente sulla neve arriva dall'altopiano di Asiago. Il branco, perché è chiaro a tutti che di un branco si tratta, è stato visto e filmato dal rifugio Valmaron nell'omonima località. Una zona decisamente frequentata sia d'estate che d'inverno, a 2 passi da Enego e dalla Marcesina. Eppure i lupi ci sono e sembra non dargli alcun fastidio la presenza di chi sta facendo il filmato e quella di qualche cane che abbaia disturbato dall'irruzione della natura più selvatica fra strade, rifugi e aree dedicate allo sport. Rete Veneta aveva appena lanciato l'allarme sul rischio di spopolamento delle malghe nella stagione estiva a causa della presenza di predatori e questo nuovo sensazionale documento sembra arrivare come una conferma e un monito. I lupi ci sono ormai stanziali e le istituzioni devono decidere una volta per tutte se vederli come una minaccia o una risorsa. L'importante è che non si faccia finta di non vederli. Ma in questo caso ci penseranno i nostri telespettatori e la nostra emittente a ricordare a chi di dovere che il lupo c'è e sta bussando alla porta delle case dell'altopiano. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Diretta con la nostra prima edizione dei telegiornali, restiamo nel Vicentino con l'azienda sanitaria bassanese che annuncia una maggiore disponibilità di ambulanze per i trasporti programmati. L'ULSS 7 Pedemontana ha già risolto il problema delle ambulanze per i trasporti programmati destinati ai pazienti del San Bassiano. Dalla settimana prossima ci sarà una maggiore disponibilità di mezzi per ovviare alle molte richieste da parte della popolazione e di chi, per recarsi in ospedale, deve utilizzare un mezzo attrezzato. La situazione si è resa necessaria a causa della maggior frequentazione del nosocomio bassanese durante questo periodo di festività, che ha comportato per un anziano qualche ora di permanenza in reparto dopo una dialisi. L'azienda sanitaria spiega cos'è accaduto. Ieri è stata una giornata particolarmente critica per quanto riguarda i trasferimenti secondari. Ho provveduto a fare un'analisi dettagliata di quanto è successo ieri. Abbiamo avuto ben 38 trasferimenti secondari, dimissioni di pazienti al domicilio verso strutture residenziali, necessità
urgenti di accompagnare pazienti a fare terapie, camere iperbariche, attori di cortisolo, piuttosto che andare a fare procedure tipo RCP all'ospedale di Sant'Orso. Quindi ieri è stata una giornata davvero tanto impegnativa, con una media di viaggi che supera la media, quindi è stato un qualcosa di non quasi prevedibile. Abbiamo comunque fronteggiato queste criticità cercando di andare anche a chiedere dei viaggi aggiuntivi alle nostre ditte che comunque supportano il pronto soccorso e l'ospedale per i viaggi, per i trasporti secondari. Malus annuncia anche che sono in arrivo nuove ambulanze per risolvere questo problema. Con la direzione si sta proprio attivando e arrivando un po' alla conclusione un ulteriore rinforzo per quello che riguarda il trattamento proprio dei pazienti che necessitano di rientrare a domicilio, quindi si sta cercando di ampliare anche ulteriormente una fascia oraria di disponibilità del mezzo. È un rafforzamento in una fascia oraria pomeridiana che stiamo andando a prevedere già da subito dopo le feste, quindi ripeto, non è cambiato nulla, non è successo nulla rispetto a quanto accaduto finora, si sta perfezionando soltanto una modalità operativa per dare una maggior presenza pomeridiana per consentire un rientro a domicilio nei tempi magari migliori. In montagna adesso, perché c'è anche il comune di Ponte nelle Alpi, nel docufilm prodotto dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, un documento sulle esperienze di buon governo che all'amministrazione continuano a garantire riconoscimenti nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti. Il regista è Alessandro Scillitani, lo scrittore Paolo Rumiz, una coppia collaudata nella narrazione per parole e immagini che in Sogni Comuni, il film dei Comuni Virtuosi, hanno dato voce alle buone esperienze di governo del territorio. Vicino al municipio di Cadola avevamo una discarica a cielo aperto e laddove sorgeva una discarica oggi c'è un campo di calcio, una zona ricreativa dove fanno tornei, dove fanno iniziative, dove fanno manifestazioni. È il primo cittadino di Ponte nelle Alpi a raccontare l'esperienza di questi anni in stretta sinergia con i cittadini che hanno risposto con grande civiltà alla necessità di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, che hanno fatto del comune uno dei primi della provincia ad attuare il porta a porta, esperimento pilota replicato poi in diverse zone della provincia. Viviamo dentro ad una sfera sospesa e dobbiamo avere chiaramente in mente che tutto quello che noi buttiamo per terra, nell'atmosfera, nel mare, prima o poi ci ritorna indietro. Io credo che fare la raccolta differenziata sia un momento di coscienza dove ognuno di noi prende responsabilità. Il docufilm racconta le storie di quei comuni che hanno dato una svolta al loro territorio. Non importa di quale colore politico sia l'amministrazione o l'area geografica di appartenenza, ma l'impegno e l'ingegno delle persone capaci di creare un'alchimia sociale in grado di modificare il corso della storia delle comunità locali, dice l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Esperienze diverse che raccontano che l'alternativa è applicabile in qualsiasi contesto. Questa sera 20:10, ospite di Ferdinando Varino sarà il sindaco di Treviso Mario Conte. Poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì, la prima puntata del 2020, tanti temi ovviamente sotto i riflettori, non solo ovviamente la questione autostrade, ci saranno l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, l'europarlamentare della Lega, l'onorevole Gian Antonio Darè, Simone Scarabel, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico. Questa sera dalle 21:15 con Ring, siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con il tuo presepe, Natale 2019, continuate, sono arrivati in queste settimane, in questi mesi davvero tantissimi presepi, stiamo cercando ovviamente di mostrarvene uno per uno, ma voi continuate a mandarci le vostre creazioni, lo potete fare come sempre a redazione@antena3.it, allo 0422 023 0898, oppure se voi stessi realizzate un video 351 175 5340. Allora come sempre ci lasciamo con una immagine proprio di uno dei presepi arrivati in redazione, questa volta nella redazione di Venezia, e sono le immagini del presepe realizzato da Eva e Michael a Noale. E con questo ci salutiamo, vi lascio al meteo, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Epifania con l'alta pressione, bel tempo dunque su tutto il nostro territorio. Il dettaglio del 6 gennaio. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, ma alta pressione è sinonimo anche di nebbie, ecco che dunque sulle pianure avremo locali riduzioni della visibilità, spesso persistenti. Temperature minime ancora una volta sotto zero o di poco sopra, massime tra 8 e 9 gradi. E il tempo continuerà ad essere stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi intorno agli 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime fino a meno 4 gradi, massime sui 7 gradi, vedete. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.